che è il figlio di un fonnesu che è immigrato in Francia quando essa tenia 2 anni, se non fatto, 4 anni, quando essa tenia 4 anni, è spesata in IE, ma poi è tornata sempre a Sardegna e ha studiato la poesia sarda e ha fatto vincere un bello libro prodotto dai Sisre de Nuoro dedicato proprio a questa gara di poesia. E poi narrare 2 parole. Buonasera, non ho preparato niente, dunque vi do le mie sensazioni così. Prima di tutto siete un pubblico bellissimo perché non mi aspettavo tanta gente e non sapevo che la gara non si facesse più da tanto tempo qua perché veramente... ho sentito una cosa, perché io ho sempre l'orecchio in giro così, sono una signora, lei, che diceva arrazza e donu. È proprio incredibile sentire questi poeti cantare senza fermarsi su questi temi forti, difficili. A me mi è piaciuto molto questo perché sono emigrata, come ha detto Bastiano, e gli argomenti li stavo cercando, indovinando e i poeti li dicevano molto meglio di me. E volevo dire che oltre che la gara dà un'importanza alla lingua, quella lo sappiamo ed è vero che la lingua sarda è particolare, però la gara sarda è per me un luogo, un'occasione di cultura enorme, cioè essere qui insieme, sentire gli argomenti, i particolari, la contraddizione, gli esempi, è una ricchezza intellettuale incredibile. Io ve lo dico perché insegno a Parigi, all'università. Io ritengo che loro sono maestri, ma maestri della parola, del pensiero, della riflessione, veramente di un grande valore. Conosco anche altre culture, è vero che la gara esiste non come qua, in altri posti del mondo, insomma, tutta questa cultura popolare è bellissima, è diversa, è vero. Ma l'importanza della gara poetica e dei poeti volevo dirlo perché è una testimonianza, no? È di una ricchezza enorme che forse voi non vi rendete conto perché siete qua, l'avete sentita, anch'io l'ho sentita da piccola, poi un giorno ho detto no, la devo diffondere, così si dice, vero, diffondere, perché non potevo tenerla per me. L'ho studiata, perché infatti la sentivo, anche mio padre cantava, però mi sono messa a studiarla, a studiare il rituale della gara, il pubblico, la logica della gara, insomma, tutte queste cose. E mi sembra di aver fatto qualcosa, modestamente, però essendo andata fuori ritorno in quest'isola e la diffondo perché vi devo dire che i miei studenti francesi conoscono tutti la gara di poesia sarda, tutti quelli che sono passati tra le mie mani, non se ne è salvato nessuno, cioè tutti hanno sentito i corsi e sono veramente meravigliati. Molti mi dicono ma professore è vero quello che ci dite, è vero. Gli ho detto dovete venire in Sardegna perché io quello che vi dico è poco, bisogna essere qua. E questa sera devo dire a Bruno e a Giuseppe che ero veramente commossa. Sono anni che vengo a sentire le gare, ogni volta dico ma ci vado questa volta, forse mi sono stufa, ne ho sentito 100, 200, 300, le ho studiate, tradotte, e ogni volta mi meraviglia, ogni volta. Soprattutto oggi, difatti lancio un appello perché non l'ho registrata e la voglio assolutamente per sentirmela di nuovo. Un'emozione, parlava Bastiano di emozione e quello è un elemento molto... No, c'è la cultura, la lingua, l'importanza intellettuale, ma c'è anche questa emozione che noi condividiamo perché loro quando cantano ci mettono tutto l'impegno, anche a dire il contrario di quello che pensano, no? Giuseppe non so se la pensa così, Bruno non so se la pensa come ha cantato, però è un'emozione incredibile che poche occasioni, poche manifestazioni
danno l'opportunità di vivere così tutti insieme. Grazie a voi, grazie al paese di Lodè, che io conosco per il tenore, ma adesso ho visto che avete un tenore che gira, mi ha fatto piacere vedere tutta questa gioventù, è la prima volta che vedo questo, ma è veramente bello fare così. E niente, ho finito, grazie a voi e di nuovo questa testimonianza modesta.